Iniziata con le celebrazioni a Tarvisio alla 2 giorni del 10° raduno del Battaglione Alpini Gemona, in programma questo fine settimana con il clou domenica 14 aprile, con la grande sfilata per le vie di Gemona del Friuli che TV12 seguirà in diretta minuto per minuto a partire dalle ore 9. Tarvisio, città alpina nel suo DNA, terra di confine ma nel contesto aperta. Gli alpini hanno fatto la storia della nostra comunità, li portiamo nel cuore e purtroppo, come ho detto nel mio intervento, le caserme sono chiuse, però non è chiusa quella che è il ricordo della loro presenza. Noi quando ci sono le sfilate, i raduni, veramente ci emozioniamo perché vedere tanti giovani in quegli anni che sono venuti a prestare il servizio militare ritornano per ricordare una storia, quella del Battaglione Alpini Gemona, che è la storia anche della nostra città e della nostra comunità. Alpini non significa solo appartenenza a un corpo strettamente militare, Alpini significa unione, fratellanza, solidarietà, un mantra che si mixa con lo stesso modello Friuli conosciuto anche all'estero. È l'orgoglio della nostra nazione, io lo ricordo sempre, si prestano in qualsiasi occasione per aiutare le nostre comunità, sia nel momento delle difficoltà ma anche nel momento in cui dobbiamo trasmettere i valori della nostra bandiera, i valori della nostra Italia alle nuove generazioni, e questo per noi è importante, è un messaggio che oggi anche in questa cerimonia è intervenuto ed è stato anche detto da tutti gli intervenuti e i relatori. La festa del Battaglione Gemona a Tarvisio nella prima tappa del 10° raduno, un unicum quando si parla di penne nere. Assolutamente sì, gli alpini, ho detto proprio prima, noi abbiamo fatto qualcosa, cominciamo a portare gli alpini nelle scuole con un emendamento voluto dal sottoscritto, dai Madaur, dagli amici di Gemona, poi votato da tutto il Consiglio regionale, perché quello che hanno fatto e quello che facciamo noi comunque sempre poco. Hanno portato dei grandi risultati e soprattutto l'emblema della pace nel mondo sono proprio gli alpini, e su questo stiamo cercando di lavorare, cerchiamo di dare questo messaggio e passare questo messaggio ai ragazzi più giovani e quindi nelle scuole di tutta la montagna del Friuli Venezia Giulia, dove più importanti erano le iniziative, se si può dire importanti, iniziative di guerra da parte degli alpini che hanno difeso le Alpi Carniche e le Alpi Giulie. Il capoluogo della Val Canale, un fazzoletto di terra, 3 stati e 3 lingue, da qui si è lanciato un messaggio di unione e fratellanza come monito al principio di quello stesso spirito che si trova negli alpini. Questo è proprio vero, siamo nei 3 confini dove ci sono solo una cosa che divide i 3 confini, le lingue, la stessa cultura, le stesse tradizioni e la stessa volontà di trovarci all'interno delle chiese, che è l'emblema della cristianità che unisce gli alpini al popolo del nostro territorio regionale e non solo di tutta Italia, perché molti oggi sono qua presenti ma non sono del Friuli Venezia Giulia, sono di tutta Italia, che vengono a vedere la caserma Italia, che vengono e partecipano a questa sfilata che ormai da tanti anni sta avendo sempre più successo.